Storytime. Evoluzione Radio. Amici e amiche, bentornati qui da Marco, pronti per cominciare a dare un lustro ad una fantastica protagonista che ha molte cose da raccontare in ambito artistico e non soltanto. Si parla di una cantante lirica da una parte, sì, si parla anche di scrittrice, sì, si parlerà di Sofia Trevisan qui al mio fianco ovviamente. Andremo piano piano a scoprire quelle che sono le sue abilità, i suoi sogni, le sue prospettive, parola dopo parola, ma non prima, come sempre, di avervi invitato cordialmente a visitare le nostre pagine social. Buona navigazione a tutti quanti voi, per noi invece Sofia, buona conversazione, ben arrivata, ciao. Grazie. Ok. Io vengo da Bassano del Grappa, sono una persona un po' particolare perché ho avuto delle vicissitudini che non sono usuali. Nella mia carriera di lirica ho avuto un insegnante, un maestro di canto che era il dottor Badoer. Lui era laureato in musica e canto e questa persona era un basso dell'Arena di Verona. Okay, fantastico. Lui infatti aveva studiato canto a suo tempo e si era prospettato di fare il cantante per tutta quanta la sua vita. D'accordo. Quando è andato in pensione è tornato nella sua casa, nella sua dimora a Rossano Veneto e lì si è messo appunto a fare delle lezioni dove abiti tu gratuite fondamentalmente, giusto? dove Ok. abito Sì, io, certo. sì, a fare delle lezioni in cui lui gratuitamente si offriva ad insegnare alle persone a cantare lirica. Chiaro. Io a 5 anni ho iniziato a cantare con il maestro Zanotto e quindi ho potuto esprimere cimentarti, la sì, mia certo. vocalità e Certo. avere la possibilità anche di diventare appunto una cantante lirica, perché poi alla fine ho avuto la soddisfazione, ho cantato soltanto per lui, è stato bellissimo perché sebbene io non sia mai uscita in lirica, non abbia mai fatto delle canzoni in teatro o delle Chiaro. canzoni in ambienti abbastanza particolari come possono essere Che cantante appunto. sei, Sofia? Io sono un mezzo soprano. D'accordo, ok. Quindi colorato. c'erano delle arie di punta che magari ti riuscivano meglio di altre? Beh, c'erano delle canzoni di chiesa, ovviamente, avendo appunto, essendo stata particolarmente in un ambiente sempre cattolico e sempre di chiesa, che poi negli anni appunto ho dovuto anche cambiare perché ti spiegherò, Sì, certo. ho avuto la possibilità di avere un gruppo a 14 anni che mi dava la possibilità con queste ragazze, le The Girl, di andare nei teatri tipo Jacopo da Ponte di Bassano a fare appunto Esibizioni, sì, delle certo. Delle serate. musicalità diverse, delle Ok. cose diverse. Queste erano appunto i Beatles, erano appunto De André o canzoni di questa tipologia. Chiaro, Poi ho fatto chiaro. Anna Ox, Si spaziava molto, sì, insomma, si sì. spaziava. Bel divertimento. Poi siamo stati i pionieri a quell'epoca, siamo stati praticamente i pionieri, i Discovery che poi nel tempo che ci davano la possibilità le paninoteche, le birrerie, i pub di suonare e di fare appunto delle Sì, delle serate performance, sì, diverse certo. con la birra davanti e la pizza davanti. Siamo stati pionieri all'epoca. Ok. Poi per quanto riguarda invece qui sono venuta per spiegare per quanto riguarda il mio libro, perché io Ok. sono diventata anche nel tempo scrittrice. Certo. E ho scritto un libro che si chiama Essere e non apparire, che dà la possibilità a tutti quanti di intervenire nel proprio io. Certo. Perché dico questo? Perché questo libro che parla più che altro di amori in Facebook, di amori nei siti, di amori in Badoo, di amori di questo genere, che non dà la possibilità alle persone di incontrarsi realmente, perché un caffè poi alla fine non è che sia una quantità di tempo in cui una persona riesce ad avere una specie di insormontabile, interconnessione. Chiaro. Che invece avviene nel momento in cui si è su Facebook, che è qualcosa di freddo, Ti di fermo un molto- attimo, Sofia, anche soltanto per una curiosità, perché chiaramente passare dal canto alla scrittura, al di là poi che sia comunque il contesto artistico in comune, c'è un modo di comunicare diverso. Tu come ti ci sei avvicinata alla scrittura? Allora, Hai avuto delle ispirazioni, hai avuto dei mentori in qualche modo?
il mio maestro di musica è stato mio mentore, perché nel tempo in cui io l'ho conosciuto lui aveva un modo sublime di ascoltarmi. Chiaro. E lui era un gay, era una persona che non era del tutto normale, aveva le sue particolarità. Non ci trovo niente di così strano. Certo. Era una persona che non aveva una dimensione normale del vedere l'amore, e questo mi ha influenzato e mi ha dato a me la possibilità di crescere, di mettermi in discussione e di dire: ma un rapporto normale come può essere nel momento in cui si è diversi? E questo mi ha dato la possibilità di ragionare e di pensare e di capire che forse ci sono altre modalità che danno la possibilità di crescere e di diventare persone diverse e differenti e anche autonome mentalmente, perché allora non è più un sistema sociale che ti impone a essere in un certo modo in qualsivoglia tempo, spazio, oppure che possa essere dimensione, ma si diventa persone indipendenti, individui in cui ognuno dà la possibilità a se stesso di creare una personalità che dia un'individualità che sia diversa ognuno per gli altri, perché nel momento in cui noi pensiamo che ogni persona è uguale, noi pensiamo anche che ogni persona è perfetta per se stessa, perché è motivata a dire, fare, pensare ed essere ciò che è motivata in base a se stesso. Ovviamente nel momento in cui una persona cresce e si cambia, perché l'educazione che ci viene impartita nell'imprinting oppure nella nostra infanzia, a volte non è sempre ciò che noi ci aspettiamo poi nel futuro che si evolve. A volte c'è la possibilità, quando siamo adulti, quando siamo grandi, quando siamo persone formate, anche di cambiarci. Questo ci dà la possibilità a tutti quanti di intervenire su se stessi nel momento in cui ogni persona riesce a individuare come è fatta. Ti ringrazio per aver portato qui la tua persona, ti auguro di pubblicare un secondo libro, perlomeno di continuare in questa tua ricerca, e grazie, ci vediamo presto. Alla prossima. E quindi salutando Sofia Trevisan qui da noi, scrittrice, ad ognuno liberi di avere la propria interpretazione. Da Marco un grande abbraccio. Ciao ciao. Storytime. Evoluzione Radio.